Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La sparatoria di Vittoria, le telecamere di sorveglianza immortalano tutta la sequenza dagli spari alla fuga della vittima. Era l'autista di Messina Denaro, ma anche molto altro. A Giovanni Luppino, già in carcere insieme ai 2 figli, sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. Palloncini e magliette bianche per l'ultimo saluto a Simone D'Arrigo, il sedicenne precipitato da un lucernario nel centro commerciale di Belpasso. Droga ricoperta con caffè per mascherare l'odore, maxi sequestro di cocaina, un corriere sbarcato a Messina, arresti per droga anche a Palermo e Catania. Arrabbiati e imbottigliati in via Santa Sofia a Catania, persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. A Messina arrivano i cassonetti smart, contenitori intelligenti in grado di controllare se i rifiuti conferiti sono corretti. Oltre 3.000 atleti in Sicilia praticano il Taekwondo, l'arte marziale che arriva dalla Corea. Nel Palermitano un raduno di campioni allievi. Calcio, dopo la vittoria di Latina, il Catania prepara il derby di Messina. Toscano recupera stop e spera di avere anche Dal Monte e Anastasio. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno immortalato la sequenza della sparatoria avvenuta domenica notte a Vittoria nel Ragusano, permettendo così di inchiodare l'autore. Vediamo tutto nel servizio di Veronica Barbarino. A bordo di una Fiat Panda è arrivato sotto casa del giovane e dopo averlo fatto avvicinare al finestrino dell'auto gli ha sparato un primo colpo di pistola al braccio. Il ferito ha cercato di fuggire, ma il conducente, sceso dall'auto, l'ha rincorso, esplodendo altri colpi. Le immagini di videosorveglianza immortalano, come in un film, i momenti chiave della sparatoria avvenuta domenica notte a Vittoria. La vittima cade a terra, si rialza e cerca ancora una via di fuga tra le urla delle donne. Immagini che hanno contribuito a risalire all'autore, un 30enne vittoriese arrestato poco dopo dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, oltre a ricettazione e porto abusivo d'arma. Una pistola a salve, opportunamente modificata per sparare. Il ferito ha riportato una frattura all'omero sinistro, ma non è in pericolo di vita. Autista, ma anche molto altro. All'autista di Matteo Messina Denaro, già in carcere insieme ai 2 figli, sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. Sentiamo Laura Spanò. Prima l'arresto con il boss Matteo Messina Denaro, al quale faceva da autista, poi il carcere, la condanna a 9 anni e 2 mesi, l'arresto dei 2 figli, Antonino e Vincenzo, ora nei confronti dell'imprenditore agricolo Giovanni Luppino e dei figli, tutti di Campobello di Mazara, arriva il provvedimento di sequestro di beni, valore 3 milioni di euro, a disporlo la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA di Palermo. Le indagini patrimoniali si basano sul lavoro dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che ha ricostruito il profilo patrimoniale di Luppino e del suo nucleo familiare. Sotto sequestro finiscono 2 società a Campobello che si occupano di produzione di olio e commercializzazione di frutta e ortaggi, 7 immobili fra appartamenti e terreni a Campobello e Castelvetrano, 3 rapporti bancari, un autoveicolo. Mi ha detto che stava morendo e l'ho aiutato per ragioni umanitarie, disse Luppino, provando a scrollarsi di dosso la pesante accusa di essere contiguo al boss, e negò di conoscere i componenti della famiglia Bonafede, a cominciare da Laura Bonafede, amante del padrino. La procura però gli contestò che la donna, assieme al marito ergastolano Salvatore Gentile, aveva battezzato i suoi 2 figli. I 2 fratelli dal 2018 al 2022 hanno abitato a pochi metri dal penultimo covo del padrino a Campobello. Entrambi avrebbero condiviso con il padre informazioni cruciali per la gestione della latitanza del boss. Nel 2017 e 2018, secondo la ricostruzione dei finanzieri, dai conti correnti di Antonino Luppino poi sono stati effettuati in favore di Laura Bonafede bonifici per un importo complessivo di 81.623 euro non giustificati da fattura. A Catania stamattina i funerali di Simone D'Arrigo, il ragazzo di 16 anni morto tragicamente dopo la caduta dal lucernario di un centro commerciale Etnapolis a Belpasso. Una bara bianca, lacrime, applausi e tantissimi palloncini bianchi che sono volati in cielo insieme ad un rosario fatto sempre con dei palloncini.
Nella chiesa San Luigi di Viale Mario Rapisardi, gli amici di Simone, i parenti, i compagni di classe che indossavano magliette con la sua foto e con frasi a lui dedicate gli hanno dato l'ultimo straziante saluto. Intanto va avanti l'inchiesta che dovrà accertare la dinamica dell'incidente. La morte di Loris, il bambino di 9 anni investito a Gela, è ora al centro di 2 inchieste per possibili negligenze mediche, ma questa vicenda non è un caso isolato. Gerry Italia. Un incidente in bici, il ricovero, le dimissioni e poi un improvviso peggioramento. Era la sera del 29 gennaio quando Loris Rodoti, 9 anni, viene travolto da un'auto nel quartiere Sette Farine di Gela. Dopo il primo soccorso, il trasferimento a Catania e giorni di cure, il piccolo sembrava sulla via della guarigione. Loris torna a casa, accolto con gioia dal quartiere, ma quello che sembrava un lieto fine si trasforma pian piano in un incubo. Difficoltà respiratorie sempre più gravi, un nuovo ricovero d'urgenza a Palermo e infine il decesso. 2 procure a Palermo e a Gela adesso indagano per capire se il bambino poteva essere salvato. Perché è stato dimesso? Ci sono stati errori nella gestione medica, l'autopsia dovrà fare chiarezza. Ma il caso di Loris non è l'unico a sollevare interrogativi sulla sanità siciliana. A Trapani, Maria Cristina Gallo, insegnante di 56 anni, ha atteso per 8 mesi l'esito di un esame istologico dopo un intervento all'utero. Quando il referto è arrivato, la diagnosi era drammatica: tumore al 4° stadio con metastasi. Adesso la donna è costretta a curarsi a Milano. Anche su questo la magistratura vuole vederci chiaro. La procura di Marsala ha aperto un'indagine per accertare se il ritardo sia stato fatale. Nel frattempo emergono dati inquietanti. All'ASP di Trapani ci sarebbero quasi 3.000 esami istologici in attesa di referto. Il Ministero della Salute ha chiesto spiegazioni. 2 storie diverse, un'unica emergenza: la sanità siciliana tra carenze, ritardi e possibili negligenze. La giustizia indaga, ma quante vite sono ancora a rischio? Droga ricoperta con il caffè per mascherare l'odore. Maxi sequestro di cocaina ad un corriere sbarcato a Messina. Tonino De Mana. Lo stretto di Messina si conferma snodo strategico per il traffico di stupefacenti. In 2 distinte operazioni la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 kg di cocaina e quasi 40 kg di hashish. 3 le persone arrestate. L'attività di indagine ha avuto il prezioso supporto delle unità cinofile. Grazie al fiuto del cane antidroga Lord, altamente specializzato in questo tipo di operazioni, le fiamme gialle hanno fermato un'auto proveniente dalla Calabria, all'interno della quale erano stati occultati diversi panetti di cocaina. Lo stupefacente, contraddistinto dal simbolo di un peperoncino rosso, avrebbe potuto fruttare qualcosa come 650.000 euro. Lo stesso giorno, presso la rada di San Francesco, i finanzieri hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un pullman di linea proveniente dal centro Italia, tra cui un uomo originario del Marocco che deteneva all'interno di un trolley oltre 33 kg di hashish del valore complessivo di oltre 300.000 euro. Per tentare di occultare il forte odore dello stupefacente, l'uomo aveva avvolto i panetti in voluminose coperte di pile e cosparso tutto con polvere di caffè. In manette è finito anche un connazionale che lo attendeva a Catania. A seguito di un'ulteriore perquisizione avvenuta nella città etnea, sono stati rinvenuti altri 4,5 kg di hashish. Ci sono state altre operazioni antidroga. A Palermo i carabinieri hanno arrestato 10 persone che gestivano una piazza di spaccio allo Sperone nel quartiere Brancaccio, giro d'affari giornaliero intorno agli 8.000 euro. La droga era nascosta in contenitori d'alluminio che con le calamite venivano attaccati sotto le vetture o lungo le ringhiere. A Catania invece oltre mezzo chilo di droga è stato sequestrato dalla polizia a 2 stranieri, un cubano e un tunisino, che facevano parte di un gruppo nel quartiere San Berillo Vecchio. Alla vista degli agenti avevano cercato di fuggire. Il ministro Urso rassicura sul futuro di Eni Versalis. È siglato infatti un protocollo d'intesa per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Solo la CGIL non firma e a Santa Croce Camarina sorgerà un altro polo delle rinnovabili. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Le posizioni restano distanti, ma il protocollo d'intesa siglato ieri al Ministero dell'Industria e del Made in Italy fissa un principio: il mantenimento dei posti di lavoro del polo industriale Eni Versalis anche in Sicilia. Il governo punta a rilanciare l'industria della chimica italiana sul lato green e il ministro lo ritiene un settore strategico per il sistema industriale del paese, su cui Eni vuole investire 2 miliardi. C'è la garanzia che nei 2 siti siciliani verranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali, 413 lavoratori a Priolo, 150 a Ragusa, ai quali si aggiungono quelli dell'indotto. Il piano prevede la chiusura degli impianti di etilene di Priolo e di polietilene di Ragusa e al loro posto sorgeranno una bioraffineria, un impianto per il riciclo chimico delle plastiche nel 2027 e a Ragusa un nuovo stabilimento green.
Un piano che non convince solo la CGIL, che ha detto no alla dismissione della chimica di base in Italia. Soddisfazione espressa dalla regione siciliana. L'assessore all'economia Dagnino sottolinea importanti aperture sul fatto che l'investimento della società miri anche alla piena riqualificazione delle aziende collegate allo stabilimento. Per l'assessore all'attività produttive Edita Maio è un segnale fondamentale per la tutela dei lavoratori e per il futuro della chimica sull'isola. Non si capisce invece per la CGIL come la regione a conclusione dell'incontro si dichiari soddisfatta nonostante non ci siano state modifiche al testo. Il Mimit contestualmente ha concesso un finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di un innovation center e di un prototipo trasportabile per la produzione di idrogeno, entrambi parte della nuova Valle delle Rinnovabili che sorgerà nell'area industriale di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa entro 2 anni. In via Santa Sofia torniamo a Catania, proprio nei pressi del Policlinico, persino le ambulanze faticano a farsi strada. Tonino De Mana. Le ambulanze bloccate nel traffico di via Santa Sofia, minuti e minuti in coda per arrivare al Policlinico. Raggiungerlo è quasi una missione impossibile per buona pace di chi su quel mezzo di soccorso lotta per la vita e dove anche un minuto può rivelarsi fondamentale. Ed invece da anni non si riesce a venire a capo di un problema di ordine pubblico che mette a repentaglio la salute dei cittadini e contestualmente il sistema nervoso di chi per lavoro o per necessità si dirige in ospedale o alla cittadella universitaria. Il sindaco potrebbe fare qualcosa in merito a questa difficoltà che esiste in un punto nevralgico e molto importante perché si parla di salute delle persone. Sul banco degli imputati l'amministrazione comunale a puntare il dito uno degli addetti ai lavori, il medico Alessandro Belvedere. Un'ambulanza che a 20 metri dalla sbarra si è bloccata per 2 minuti con un codice rosso. Se fosse successo la tragedia di San Giovanni Calermo all'ora di pranzo, qua potrebbe atterrare solo la di soccorso, come dovrebbero arrivare decine di ambulanze. E poi ci sono loro, i soccorritori, che a sirene spiegate cercano di farsi largo, ma che il più delle volte restano imbottigliati. Sull'ambulanza ovviamente abbiamo persone che stanno male, ci possono essere anche casi di una certa gravità e quindi ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Prima si arriva al pronto soccorso sotto le cure dei medici e meglio è. Fare multe alle auto in divieto di sosta non basta o serve a poco. Il problema è il solito imbuto all'altezza del parcheggio a monte del Policlinico, dove tutti sanno, ma nessuno interviene. Un motociclista è morto ieri sera a Catania in un incidente in via Zia Lisa provocato da un furgone che ha effettuato un'improvvisa inversione di marcia. Lo scooter sul quale il giovane viaggiava si è schiantato sul mezzo che stava in mezzo alla carreggiata. I 2 veicoli sono stati sequestrati. A Catania ci sono circa un centinaio di senza tetto, per loro però non ci sono strutture di accoglienza. Giusy Lazzara. Si accampano sotto i portici, le coperte restano abbandonate, i giacigli sono ai bordi delle strade. A Catania i senza fissa dimora sono poco più di 100, lo ha censito lo stesso comune, impegnato in un programma europeo in collaborazione con l'università. Per loro non ci sono dormitori. La condizione dei senza tetto è gravissima. A lanciare l'allarme una rete di 15 associazioni, dall'Arci alla rete La Ragnatela fino a Trame di Quartiere. Tutte chiedono strutture in centro città. L'unico dormitorio pubblico in via Filippo Eredia è stato trasformato per accogliere anche gli sfrattati e gli sfollati della fuga di gas a Trappeto Nord. I posti sono stati ridotti da 80 a 50 e gli orari ristretti da tutta la giornata alla notte, dalle 19 alle 7 del mattino. Se una donna con figli, una famiglia, viene colpita da sfratto senza con sfratto esecutivo, quindi non hanno dove portare la residenza, non hanno dove andare a portare le masserizie. C'è poi il privato sociale tra parrocchie e enti laici, ma i posti non bastano. Purtroppo il Comune ad oggi non ci ha convocato. Noi insistiamo con le nostre richieste, in particolare chiediamo che vengano realizzati almeno 2 dormitori pubblici, uno per gli uomini, uno per le donne, anche in presenza di figli minori, e per questo riteniamo che l'ex ospedale Ferrarotto potrebbe essere utile perché ha locali che sono comunque al centro e che sono in discrete condizioni. La prefettura per adesso è l'unica che ha ricevuto le associazioni, che non si fermeranno e sono pronte a coinvolgere anche i consiglieri comunali e le forze politiche che fino adesso sono stati assenti. A Messina arrivano i cassonetti intelligenti in grado di controllare se si fa per bene la differenziata in servizio.
Contenitori smart per differenziare i rifiuti. Messina si conferma all'avanguardia nella raccolta dei rifiuti, adesso fa ancora un passo avanti verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti all'interno di alcuni condomini. Questo grazie all'approvazione di un finanziamento per l'acquisto di contenitori informatizzati per la raccolta differenziata domestica. Agli utenti verrà consegnata una scheda smart dotata di riconoscimento utente e il dispositivo di raccolta sarà in grado di controllare i rifiuti conferiti e gestire i dati tramite la piattaforma tecnologica. L'obiettivo è migliorare la qualità e l'efficacia della raccolta differenziata nei grandi condomini della città, dove verrà avviata come progetto pilota. Per creare un sistema di qualità, non solo di quantità rispetto al rifiuto che, se ben differenziato, può sicuramente farci balzare al 65% e oltre, quindi il tema non è solo della percentuale ma anche della modalità di raccolta. È un investimento importante, se funziona come io mi auguro potrebbe essere replicato in altri contesti, ma intanto partiamo per migliorare quello che c'è. Si punta anche a contrastare gli errori di conferimento e ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, problematica particolarmente diffusa nelle aree condominiali, dove spesso si generano situazioni di degrado con vere e proprie discariche interne. L'intervento rientra nelle politiche di transizione ecologica e smart city che Messina sta portando avanti con l'obiettivo di ridurre anche la tassa per i cittadini. Nel 2024 la Tari è diminuita del 33%, l'unica città italiana che ha ridotto il pagamento della spazzatura, migliorandone il servizio e aumentando addirittura la percentuale differenziata. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo per parlare fra l'altro di arte marziale che arriva dalla Corea. A Trappeto, nel Palermitano, si riuniscono i big del Taekwondo, una arte marziale, una disciplina che arriva dalla Corea ed è sempre più in crescita. Sentiamo Marco Gullà. Oltre 3.000 atleti in Sicilia praticano il Taekwondo, che si va diffondendo sempre di più tra i giovani e anche tra le donne. Per chi non lo conoscesse, il Taekwondo è un'arte marziale coreana, è uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950. Nella provincia di Palermo sono circa 1.800 gli atleti tesserati, una crescita merito dei successi azzurri conquistati a livello mondiale, come il bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi del palermitano Antonino Bossolo, presente in una manifestazione che si svolta a Trappeto, nel Palermitano. Sono stata la prima medaglia italiana per il mio settore, il Taekwondo, mi ha permesso, sì, oltre ad avere un orgoglio personale, anche ha aiutato a diffondere ancora di più questo settore. Infatti ci sono molti ragazzini, anche nel settore femminile, si stanno diffondendo a fare la stessa strada che ho fatto io quando ho cominciato, quindi ci sono delle buone aspettative e speriamo bene. Non solo calcio, tennis e basket, in Sicilia le arti marziali raggiungono numeri decisamente importanti. Oggi sono qui con piacere in Sicilia, dove è stato sempre un serbatoio di atleti bravi e che ce ne sono ancora, e che fa sì che questo porti il taekwondo italiano all'estero e al raggiungimento di grandissimi traguardi. Il taekwondo affina anche la difesa personale. Nel 1989 è divenuto l'arte marziale più popolare al mondo in termini di praticanti. Ad Agrigento adesso che si accende di musica e balli con la festa del mandorlo in fiore. Davide Sardo. Colori, musica e tradizione, la festa del mandorlo in fiore entra nel vivo, trasformando Agrigento in un palcoscenico internazionale. È il primo evento di Agrigento capitale della cultura e quindi ci proponiamo alla città come la manifestazione di punta di tutto l'anno. I gruppi folk arrivati da tutto il mondo sfilano tra le vie principali della città, coinvolgendo il pubblico con balli e spettacoli. Noi siamo della Georgia, Tbilisi, siamo molto contenti di stare qui, a quello che chiediamo è la pace del mondo. A Piazza Cavour esibizioni spettacolari davanti ad una folla entusiasta, mentre il Viale della Vittoria si riempie di suoni e danze.
In serata, ai piedi del Tempio della Concordia, l'atteso rito dell'accensione del Triplo dell'Amicizia darà ufficialmente il via al 67° Festival Internazionale del Folklore, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Di malattie cardiovascolari parleremo dopo il TG alla nostra trasmissione Focus, ospite di Adelaide Barbagallo, il dottore Michele Gulizia, direttore strutture complesse di cardiologia del Garibaldi di Nesima. Potete rivolgere sin da ora le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa e poi torniamo per raccontarvi come il Catania si avvia verso il derby di Messina. Siamo al calcio, dopo la vittoria di Latina il Catania prepara il derby di Messina, Toscano recupera Stoppa e spera di avere a disposizione di nuovo Dal Monte e Anastasio. Francesco Triolo. Una settimana intera di lavoro per preparare un derby sentito, anche importante. Il Catania da oggi mette nel mirino la partita di domenica sera al Franco Scoglio di Messina, dove si troverà di fronte un avversario in piena lotta per la sopravvivenza, in campo e fuori. E così occorre preparare anche la gara, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'atteggiamento. Toscano, da ex allenatore anche della Regina, conosce il senso della rivalità sullo stretto. Il tecnico rossazzurro dovrà sciogliere sostanzialmente due dubbi in questa settimana, quelli della condizione fisica di Dal Monte e Anastasio, perché entrambi potrebbero tornare utili alla causa nella sfida contro il Messina, dove tornerà a disposizione anche Stoppa dopo la squalifica, e sono tre pedine che potrebbero cambiare molto nel volto del Catania, nonostante la bella prestazione di sabato scorso a Latina. Una ipotesi è quella di rivedere in campo Stoppa e Jimenez insieme dietro la punta. Su entrambi, che hanno il contratto in scadenza nel 2026, il Catania sta lavorando per blindarli, proponendo un prolungamento. Se dovessero giocare tutti e due, a perdere il posto sarebbe Luperini, l'unico che non ha dato quelle risposte che l'allenatore chiedeva nell'ultima trasferta, condizionato probabilmente anche da un ruolo che non è proprio cucito addosso alle sue caratteristiche. Per l'attacco Montalto o De Paoli, e la scelta potrebbe ricadere ancora sul primo. Da verificare anche la posizione di Lunetta, uno di quelli più in forma, quello che a Latina ha spaccato la partita. Dove impiegarlo dipenderà dalle condizioni proprio di Anastasio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al nostro focus dedicato alle malattie cardiovascolari. È tutto, vi auguro un buon pomeriggio.